Rieccoci, siamo sempre con Rosanna Bettella, SPCGIL qui in studio, collegata invece Silvana Fanelli della CGIL del Veneto. Riprendo un po' il discorso sempre con lei, segretaria Fanelli, perché c'è un altro aspetto importante, lo possiamo vedere anche sulla slide. Un punto per voi fondamentale è anche lo stop alla precarietà e riduzione degli orari di lavoro, che poi andando a fondo a questo problema ci sta tutta anche la ragione per la quale molti hanno cambiato lavoro, molti rinunciano ad intraprendere certe strade lavorative perché non sono soddisfacenti e dopo il Covid tanto è cambiato anche nella mentalità stessa dei lavoratori, no? Sì, allora diciamo che noi chiediamo un'abolizione dei contratti, delle elevate forme di contratti precari che ci sono nel nostro ordinamento legislativo e si vada verso un contratto unico di ingresso a contenuto formativo. Lo chiamiamo apprendistato, lo chiamiamo qualcos'altro, ma un sistema diciamo unico, altrimenti ciò che si è realizzato in questi anni è una frammentazione fortissima di questi contratti, un'altissima precarietà, persone che pur avendo un lavoro sono ai margini e sono ai limiti delle soglie di povertà e quindi come dire, una situazione sociale che diventa sempre più esplosiva. Dobbiamo poi lavorare per la piena e la buona occupazione con un occhio particolare, così come ci è stato chiesto anche nel PNRR, nel Next Generation EU, i fondi messi a disposizione dall'Europa, con un occhio particolare ai giovani e alle donne, perché ricordiamoci che in Italia il gap di genere, il gap generazionale sono ancora due elementi e due ambiti nel quale la forza lavoro non è pienamente impiegata, scusatemi il bisticcio di parole. Su questo serve intervenire. Noi ancora nel 2018 abbiamo fatto una proposta di legge di un nuovo statuto dei lavori per estendere le tutele anche al mondo del lavoro autonomo, perché non ci siano tutele diverse legate al tipo di lavoro che fai. Chi lavora deve avere un minimo di tutele garantite uguali per tutti. Ecco, questi sono elementi che devono tornare a essere prioritari nell'agenda politica di questo Paese, proprio come dire, nel pieno della crisi che stiamo vivendo e che fa emergere enormemente questo tema della precarietà, il tema della scarsità dei salari, la difficoltà anche all'incrocio tra domanda e offerta di lavoro. Ecco, questi sono tutti temi che vanno rimessi al centro. Questa è la motivazione per cui sabato 8 ottobre domani saremo in piazza, oltre che per ricordare e per non dimenticare soprattutto i fatti dello scorso anno e dell'assalto alla nostra sede nazionale. Assolutamente sì. C'era un messaggio prima, volevo leggerlo, vediamo se la regia me lo rimette in onda, che così lo vediamo anche insieme. Sono d'accordo che il lavoro è una forma di dialogo, ma allora come mai le aziende non trovano personale? Cos'è che non funziona? Chiedo a un telespettatore. Guardi, le cose che non funzionano sono diverse. Di sicuro c'è un problema di volontà di investire nella crescita del personale. Pensare che io vado ad assumere e trovo sul mercato persone che sono immediatamente in grado di svolgere quel lavoro non è mai stato così e non lo sarà mai, altrimenti rischiamo di formare giovani o di riformare delle persone per un lavoro
solo per quel momento. C'è poi un tema di riconoscimento del giusto salario, del giusto livello economico nella proposta di lavoro che viene fatta, perché le persone, insomma, anche o i giovani in particolare, studiano, si formano e vorrebbero poi vedere riconosciuto equamente il loro sforzo. C'è un tema anche di mancanza di giovani, cioè il calo demografico non se l'ho inventato nessuno, è un dato fondamentale. Questi sono tutti elementi sui quali bisogna intervenire. C'è il tema che dicevo prima del, come dire, della ridotta inclusione nel mondo del lavoro delle donne e quindi di politiche che facilitino l'occupazione delle donne, la condivisione del tempi vita-lavoro, una organizzazione del mondo del lavoro che sappia includere giovani e donne che hanno anche delle altre priorità, senza le quali la nostra società comunque non va avanti. Quindi è un tema complesso che non può essere scaricato, mi consenta di dirlo, su prese di posizione demagogiche: i giovani non hanno voglia o preferiscono il reddito di cittadinanza. La tematica è molto più complessa e va affrontata con senso di responsabilità da parte di tutte le parti in causa. Rossana Bettella, anche se riguarda il mondo del lavoro, però voi siete strettamente correlati, ci deve essere forse giunto il momento, certo il momento è sempre meno opportuno perché con quel che sta succedendo sembra quasi una cosa banale parlarne, però forse è giunto il momento di rivedere proprio l'impostazione del mondo del lavoro rispetto a voi quando lavoravate, quando non eravate in pensione, dico voi in senso generico come pensionati, perché non può essere che il lavoro sia uguale sempre con le stesse modalità dal 1600, 1700, 800, le prime fabbriche ad adesso, cioè, perché adesso si chiede maggiore, appunto, come diceva la segretaria, maggiore elasticità, comprensione di tempi, di ritmi, di vita, che hanno un peso nella vita delle persone, no? Quindi è un momento un po' un passaggio epocale questo. Senz'altro il mondo del lavoro è cambiato. Ci mancherebbe, nel senso che non è più una società basata sulle grandi industrie, no, del boom economico che il nostro paese ha attraversato, in cui veramente il lavoro operaio era il centro, no, del mercato del lavoro e quant'altro. Adesso c'è un altro tipo di economia, un altro tipo di sviluppo. A me quello che mi impressiona e ci impressiona anche come organizzazione sindacale è il fatto che i giovani specializzati, qualificati, che hanno studiato, vanno all'estero. Per forza. E questo dobbiamo preoccuparci, ma perché vanno all'estero? Perché qua non ci sono le offerte adeguate alla loro preparazione, alla loro formazione. Ogni tanto si leggono anche sui giornali, no, di queste situazioni di ragazzi giovani sfruttati pur con tutte le qualifiche che hanno, e se invece vanno in un paese anche dell'Europa non trovano queste situazioni così di precarietà e di sfruttamento. Poi tutto il tema, quando Silvana parlava del contratto unico, no? Che ci deve essere un contratto unico ma serio, che davvero risponda al lavoro che le persone fanno. Ecco, ci accusano come organizzazione a volte di essere un'organizzazione conservatrice, ma come diceva Silvana, qualche anno fa noi abbiamo presentato un nuovo statuto dei lavoratori ed è stato messo nel cassetto dalla politica, nessuno che si è occupato di affrontare questo tema, perché il nostro statuto è del 1970 e rispecchiava quella stagione. È stato veramente a quell'epoca un risultato straordinario, no? Per le organizzazioni sindacali ma anche per la politica, un vero patto tra tra mondo del lavoro e mondo della però politica. Non è stato preso in considerazione. E adesso bisogna rifarlo, bisogna riprendere in mano questo tema.
se si vuole affrontare. Poi dal punto di vista, noi come organizzazione dei pensionati, più lavoro stabile, più lavoro dignitoso, più lavoro pagato bene e più sicurezza anche per le pensioni, certo. Per noi pensionati. Non solo pensioni per presenti ma anche quelle future. Tutto si lega, quindi è anche un patto intergenerazionale che bisogna affrontare, insomma, e mettere in campo. Assolutamente, c'è un messaggio che è arrivato prima, vediamolo se nuovamente se lo mettono in onda, così eccolo qua. Ripristinare la contingenza rapportata sul paniere salva il potere di acquisto dei nostri stipendi. Sul paniere poi effettivo, perché il paniere anche quello va aggiornato, no? Con tante voci, questa è un'altra cosa importante. Sì, Fanelli, prego. Nei 10 punti chiaramente non poteva mancare, risponde in parte a quella domanda, perché poi la contingenza era qualcosa che andava oltre. Il rinnovo dei contratti nazionali, non può essere che non è mai il momento di rinnovare i contratti nazionali, di adeguare il potere d'acquisto degli stipendi appunto alla situazione che c'è fuori. Bisogna affrontare anche questo tema, che fa parte poi di quello che dicevamo prima, della difficoltà all'incontro della domanda e offerta di lavoro, al fatto che giovani moltissimi nel nostro paese che hanno studiato e sono qualificati si trasferiscono, cercano lavoro all'estero. Come farlo? Bisogna sedersi intorno al tavolo e non pensare che come dire, qualsiasi situazione di crisi la andiamo a scaricare sul mondo del lavoro. Pensiamo a cose che vengono dette in questo periodo, alla difficoltà di pagare le bollette con un posto di lavoro e all'idea che come dire, si possano chiudere aziende che hanno commesse, che mettano i lavoratori in cassa integrazione, se quei lavoratori che già non riuscivano a pagare le bollette con uno stipendio pieno possano affrontarle in cassa integrazione. Allora le soluzioni da trovare per la tenuta sociale, economica e produttiva di questo Paese sono diverse. L'intervento più incisivo, come dicevamo prima, sugli extra profitti, e una destinazione precisa di questi fondi, perché altrimenti siamo nella situazione per la quale in situazione di crisi c'è qualcuno che sta sempre peggio e qualcuno che anche ci guadagna in queste situazioni di crisi. Ecco, penso che un paese, una società civile non possa permettersi questo andamento. Assolutamente. C'è la pubblicità, prima volevo solo affrontare questa questione legalità e sicurezza sul lavoro, perché riguarda sempre voi della CGIL e dopo naturalmente c'è lo SPI che supporta questo. E far vedere un attimo la slide, che così dopo facciamo le riflessioni durante la pausa pubblicitaria e poi torniamo su questi temi. Che cosa chiedete? Estendere ad appalti e subappalti privati l'applicazione dei contratti nazionali, le clausole sociali, contrastare le mafie, il sfruttamento lavorativo, caporalato e lavoro in nero, garanzia e esigibilità di prevenzione, formazione, salute e sicurezza sul lavoro e inasprimento delle sanzioni che vengono date a fronte però naturalmente dei controlli che ci devono essere. Il problema della sicurezza poi sul lavoro è un tema importantissimo, caldissimo, visto l'incremento che purtroppo c'è stato degli incidenti anche mortali in luogo di lavoro. Parliamo di questo tra pochi secondi.